fuori dalla chiesa, molti uomini scorsero un grande masso di marmo, al centro del quale era inserita un'incudine, nella quale era infitta fino all'elsa una spada. Attorno alla spada erano incise queste parole: chi estrarrà questa spada dalla pietra sarà il legittimo re d'Inghilterra. Tutti i più forti cavalieri provarono ad estrarre l'arma, ma ebbero un bello sforzarsi, la spada non si mosse di un polso. Devi fare stop e riniziare. Artù, ai tempi, era un ragazzo, un semplice scudiero. Ebbene lui estrasse quella spada senza il minimo sforzo. Divenne re Artù e fino ad oggi presidiò il trono con onore. Da quel giorno, ogni Natale, il buon Mordred di Camelot, amico infimo di Artù, chiede ogni anno al re di reinserire la spada nella roccia perché lo vuole sfidare e vuole cercare di estrarla prima lui, ma ogni anno non ci riesce e anche quest'anno gliel'ha chiesto, ma non penso che ci sia riuscito. Il re è solo re Artù. Mordred, amico mio, sono sempre io a quanto pare il re di Camelot. Sì, quest'anno siete stato fortunato. Avevo male alla spalla e quindi non sono riuscito a estrarre per primo la spada. Mordred, tutti gli anni c'è una scusa diversa, tutti gli anni devi imbastire il pistola teatrino, rimettere la spada nella roccia perché tu possa provare ad estrarla. Non ce la fai, sono io il re. Ma non pensate neanche per un momento che l'anno prossimo non vi chiederò di nuovo di inserire la spada e l'anno prossimo sarò io a estrarla. Ma certo, Mordred, certo. Adesso vai, c'è un Natale da organizzare. Merlino, vieni qua. Vai a chiamare la mia adorata consorte, organizzare il Natale. Come vedete, Merlino andò a chiamare la regina, che riposava tra le lenzuola del suo letto, ma ahimè la regina non rispondeva, no, non si svegliava, tutta in un sonno profondo, vittima di un crudele incantesimo. Merlino. Mia adorata Ginevra, svegliatevi, ve ne prego, che maleficio è Merlino? Merlino tentò invano di consolare il re disperato. Il buon Artù si rese conto che la sua amata era probabilmente morta. Cos'è? Mio! La GoPro? Penso che sarà così fino al Natale prossimo. Così tutti i doni saranno miei, vero? Ah, tu, maledetta strega! No, fratellino, non dare così da toccare. Va bene, basta. Merlino, porta Ginevra nelle sue stanze mentre io vado a risolvere questa storia. Artù accompagnò Ginevra nelle sue stanze che ora riposava in pace. Artù corse via intolerito. Ormai era chiaro, sua sorella Morgana aveva indotto la regina in un magico sonno profondo. Morgana, la mia strega preferita! Avete visto? Ho fatto bere alla povera Ginevra la vostra pozione e adesso
Dorme, perennemente dorme, avete visto? Ma ditemi, quando è che potrò avere quello che mi avete promesso in cambio? Morgana fece un giro intorno a Mordred e portò a termine il piano effettuando l'incantesimo. Da quel momento, in cambio di quel crudele gesto, Mordred ebbe un potere in grado di far sì che la spada nella roccia potesse essere estratta solo da lui. Il complotto tra i due stava per mutare le sorti del regno di Camelot. Mordred, compagno mio! Avete sentito, saputo cosa è successo? No, cosa è successo? Ginevra! Ah, Ginevra! Sì, ho saputo! Come sta la regina? Male. Io sono spiacente, ma quest'anno temo di annullare il Natale. Il Natale? Sì, non potete annullare il Natale. Non so cos'altro fare, Mordred. Una cosa ci sarà. Sapete quella cosa che facciamo ogni anno? Cioè voi che prendete la spada, Excalibur, la mettete nella roccia, io che come un pollo come addestrarla, e voi che arrivate e la estraete. Potreste farle davanti a tutto il pubblico in maniera tale da tranquillizzarlo, da rassicurarlo, da fargli vedere che siete ancora voi il signore. Piace la mia idea? Mordred! Amico mio, ho avuto un'idea. Potremmo fare così. Sai quella cosa che facciamo noi sempre a palazzo? Quella cosa che io metto la spada, tu provi ad estrarla ma non ci riesci perché io sono il re e poi la estraggo io. Bene, potrei farla quest'anno per Natale davanti a tutto il popolo, che così sarebbe, come dire, non è assolutamente vero. È una mia idea, sono re Artù, ho ragione. Potremmo fare questa cosa per ridare speranza al popolo, per far vedere che sono ancora potente. Che ne dici? Sì, avete avuto proprio un'idea geniale. Io stesso non sarei riuscito a trovare un'idea migliore. Lasci, penso io ad organizzare tutti i festeggiamenti e tutti i preparativi. Ci penso io. Allora, Merlino, prendi Excalibur e rimettila nella roccia. Quest'anno faremo davanti a tutti questo gioco. Merlino, che diavolo stai facendo? Prendi la spada. Non fate uscire. Merlino! Vecchiaccio! Avanti, Merlino, io sono il tuo re e te lo comando. Bussoli! Merlino tentò invano di far capire al re che non era la cosa giusta da fare, ma Merlino è muto e a gesti non è efficace come con le parole. Artù è deciso, la spada è nella roccia. Venne il grande giorno a Camelot, dove il re convocò nel cortile della chiesa antistante il suo castello tutto il regno, dal più ricco duca al più umile contadino o servitore. Tutti dovevano vedere e lui stava per commettere l'errore più grande della storia della sua sovranità. Accompagnato dalla strega Morgana, accolse Artù come un amico. In realtà gli aveva posto una bella trappola. Iniziarono a tentare l'estrazione della spada dalla roccia, fino a che venne il turno del re. Mordred lasciò spazio ad Artù. L'incantesimo di Morgana era ben saldo in quella roccia. Infine Mordred impugnò la spada e la puntò al cielo in segno di potere assoluto. Artù, incredulo, capì di essere stato ingannato, ma ormai era troppo tardi. Morgana, avvicinandosi a Mordred, ricevette un ordine. Mordred le chiese di inchinarsi a lui. No, Morgana non accettò. Il merito era suo se Artù fu ingannato. Così fu presa dalla collera e reagì
chi? No, Mordred! Io non mi inchinerò di fronte a voi! Io vi ho dato il potere e io decido le sorti. Ginevra! Che il mare possa salire e che il sole possa ricadere. Ginevra era sveglia, Artù si inginocchiò dinanzi a lei, poi guardò Mordred e gli chiese di reinserire immediatamente la spada nella roccia. Mordred, cane! Io sono il vero re, questo sporco inganno è una farsa! Rimetti la spada dov'era! Certo che no! Voi eravate un vecchio sire, ora io qui è sangue! Sono il re di Inghilterra! L'incantesimo di Morgana è svanito e io quindi combatterò Merlino! Una spada! Artù non si inchina! E il suo popolo non si inchina! Questo è il destino di un regno che riempirà libri di favole con i racconti più avvincenti di tutti i tempi. E anche il Natale a Camelot è salvo, mentre Mordred non vi resta che ritirarvi sulle montagne. Grazie. Grazie a tutti. Prima